Ciao ragazzi, oggi voglio farvi conoscere un luogo magico accerchiato dal Mincio. Si chiama Villa dei Mulini e si trova a Volta Mantovana. Ed è il luogo in cui si sposano arte rurale e natura. Un connubio che qui assume un significato particolarmente profondo perché le macine che per tanti secoli qui hanno girato hanno contribuito a sfamare decine di generazioni. Pensate che esiste già dal 1500, come ricorda la data incisa sulla pietra sulla parete della casa del mugnaio. Un mulino insomma che ha funzionato per tutto questo tempo e che soltanto nel 1913 ha conosciuto una prima ristrutturazione. Tutto comunque è rimasto immutato nella sua struttura di base. Oggi è un ristorante e un agriturismo che nelle intenzioni della nuovissima gestione si vuole far decollare, rispettando però quel senso di armonia che qui si respira in ogni angolo, un'armonia che deve riportare quel rapporto tra cultura, ambiente e territorio che da sempre caratterizza questo luogo. E il punto di partenza, non certamente scontato e quindi molto ambizioso, sono le emozioni che qui possono nascere. Una domenica piovigginosa, chiamato dall'amico Donato, e arrivo qui ignaro di questo posto e percorro il vialetto, arrivo al vecchio mulino e sono rimasto folgorato. L'acqua, il Mincio, mi si è aperto il cuore, una visione. Donato mi ha chiesto di diventare suo socio e quindi di venire qui ad aprire questa grande avventura. Questo posto l'abbiamo preso dopo il lockdown, siamo ancora in un mezzo lockdown, ma l'abbiamo preso in un periodo dove era chiuso e il bosco è avanzato. Il bosco aveva preso possesso di questo posto fino al portico. Era incredibile vedere cosa fa in un anno la natura, no? E questo è stato lo stesso emozionante. Quindi in questo momento noi abbiamo un rispetto per la natura e diciamo che la chiudiamo alla pari. Il bosco arriva fino a un certo punto e noi lo teniamo fino a un certo punto. Ci rispettiamo uno con l'altro. Lui non invade noi lo teniamo a bada, tra virgolette. Però è meraviglioso, è un posto meraviglioso e riportarlo, secondo me, ai fasti di un tempo a livello di natura è il nostro obiettivo. Donato ha alle sue spalle una lunga carriera imprenditoriale e manageriale che nel corso degli anni lo ha portato a lavorare in diverse grosse realtà, trovandosi spesso anche a dover coordinare e organizzare centinaia di persone. Totalmente diverso invece il discorso di Alberto, che è un esperto d'arte conosciutissimo nel suo settore, perché la sua competenza lo ha portato a calcare alcuni dei palcoscenici più importanti a livello mediatico. Per anni è stato collaboratore di Antonio Lubrano a livello televisivo, quindi alla RAI, è autore di pubblicazioni che sono entrate nel novero dell'elite letteraria di settore. È docente, consulente del tribunale come perito per la valutazione dell'opera d'arte, insomma una personalità del settore. Due soggetti completamente diversi all'apparenza, accomunati da un innamoramento per questo luogo. Adesso si sono messi insieme, hanno deciso di fare insieme questo percorso e qui la sfida diventa veramente interessante. Secondo me oggi avere più contatto con la natura è molto più importante. Questa natura che è stata bistrattata negli ultimi 10, 20, 30, 40 anni, lo vediamo tutti, il problema della terra dove sta andando. Tornare al contatto con la natura. Noi qui non abbiamo solo il ristorante e le camere, noi abbiamo la terra, noi coltiviamo la terra, noi tocchiamo la terra, noi coltiviamo quello che le persone mangiano. Sull'aspetto dei sapori noi siamo molto attenti, sulle materie prime stiamo molto attenti, non mi va di chiamare chilometro zero perché è stato inflazionato, però tutti i prodotti che noi prendiamo di un certo tipo abbiamo coinvolto le cascine della zona e che sappiamo dare rispetto sia all'animale sia alla terra. Ma c'è un altro elemento che ha fatto propendere Alberto in particolare nell'accettare questa sfida ed è un elemento che porta con sé una grande eredità culturale ma anche umana, perché la sua figura è una di quelle che ha caratterizzato la storia italiana, forse il più grande di tutti, perché questo personaggio che ha ispirato Alberto non soltanto per questa avventura ma per molto altro si chiama Leonardo. Da 7 anni mi sto dedicando a lui.
con un'anteprima mondiale nel 2018 e poi nel 2019 ricevuto dalla Presidente del Senato, tutto in nome di Leonardo. E probabilmente, chissà, forse Leonardo mi ha portato qui, perché Leonardo, a mio avviso, è stato qui. Nel 1500 Leonardo, o poco più, Leonardo è stato qui e si sa, 3 mesi ospite di Isabella d'Este. Era catalogato Leonardo come maestro delle acque, quindi lui era attirato dallo scorrere del fiume, dai mulini, dalle pale dei mulini. A quell'epoca questa Villa dei Mulini e il vecchio mulino erano tra i pochi edifici esistenti nella zona. Leonardo, forse al seguito di Isabella, per andare a Palazzo Gonzaga a Volta Mantovana, l'unica strada era lungo il fiume e quindi forse è passato da qui. Vedendo il mulino, vedendo l'isolotto, vedendo il laghetto, è quasi certo che un uomo come Leonardo si sia fermato. E come intenderai sviluppare questo ricordo, questa presenza continua di Leonardo anche qui? Beh, noi qui abbiamo alcuni elementi unici al mondo, che abbiamo creato appositamente per i 500 anni della morte di Leonardo da Vinci. Il piatto del tempo è un percorso suddiviso in 7 arti, 7 stili, 7 elementi, ripercorre sempre il numero 7 perché era il numero di Leonardo, e quindi con il piatto del tempo che esporremo nel ristorante faremo a cena con Leonardo. E poi una cosa che ha qualcosa per me di un simbolismo altissimo, soprattutto per noi italiani, la coppa Enogral, dal Sacro Graal. Un antico manifesto dell'Ottocento ritrae addirittura Dante, e oggi siamo nel Settecentesimo, che porge il Sacro Graal a Leonardo. È vestito da templare Dante, perché i templari probabilmente l'avevano ricevuto dalla Maddalena. E Leonardo quindi si impossessa di questo Sacro Graal, che era intensificato, inteso anche come conoscenza. No? E quindi Leonardo, che era tra l'altro produttore di vino, no? Questo Sacro Graal si trasforma nelle mani di Leonardo nel Sacro Graal. E i maestri vetrai di Murano ci hanno fatto una coppa con la testa di Leonardo in vetra, cosa difficilissima da eseguire, che sorregge il mondo. Noi questa coppa l'abbiamo qui, la esporremo e credo che diventerà un altissimo simbolo per il vino italiano nel mondo. Ci sono altri segni, è successo di tutto in questi anni. Le Fonderie Pontificie Marinelli ci hanno donato una campana per i 500 anni, altra cosa unica al mondo, dove c'è l'effigie di Leonardo. Anche questa si troverà qui a Villa dei Mulini nel ristorante. E poi c'è un'altra cosa che è importantissima. Abbiamo fatto l'unico inno al mondo su Leonardo da Vinci, che è andato tantissimo all'estero e anche in Italia, perché alcuni mesi fa tutte le radio italiane hanno trasmesso Inno a Leonardo. La musica è dei Sonora, vincitori Festival Giovani di Sanremo, e la cantante è Beatrice Pezzini, seconda a The Voice Rai. E io sono modestamente il paroliere, quindi quest'inno, e quindi si ascolterà qui a Villa dei Mulini anche l'inno a Leonardo. La sua vita siamo noi, perché Leonardo sei anche tu, ma è ancora poco. Quel sorriso intrigante d'una Gioconda lui è. Sia Alberto che Donato sono consapevoli che ci vorrà un grosso lavoro per far sì che tutti questi elementi si amalgamino felicemente tra di loro: cultura, tradizione, storia, ambiente, cibo. Ma hanno 2 punti a loro favore. Il primo è che non sono soli, perché Tina, che è la moglie di Donato, è l'amministratrice, quindi con l'occhio femminile sicuramente il talento e il buon gusto non mancheranno. E poi c'è Vanna, che invece è la compagna di Alberto, che è presidente dell'associazione Mani d'Oro,
che si occupa per l'appunto di valorizzazioni culturali. E l'altro elemento vincente è la chiarezza degli obiettivi. Il primo fra tutti è il rispetto dell'integrità ambientale. Il secondo è affermare la leadership dell'eleganza di questo luogo, che è un concetto che nelle gestioni precedenti probabilmente non è mai stato sufficientemente valorizzato, ma qui le idee finalmente sembrano essere veramente chiare. Ci credo perché credo che siamo in un posto magico. Qui, oltre che essere nel parco del Mincio, in mezzo alla natura, e così, c'è storia. E con la storia c'è cultura, con la cultura c'è l'enogastronomia, e l'enogastronomia è il fiore all'occhiello di tutti noi italiani. Chi va via da qui cosa si porta via? Si deve portare via un'emozione e aver passato una giornata dove il suo zaino con tutti i problemi lo ha lasciato un attimo da parte.